2000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale Un anno da Leoni, che ha radunato i simpatizzanti e gli attivisti del movimento No Green Pass al Parco d'Europa alla Stanga. Un happening sull'erba con popolo di varie età e ceti sociali. Negata dal questore Sbordone la manifestazione con le auto in centro, chiusi con catene e lucchetti i cancelli carrai, accesso solo a piedi. Un happening che ha ospitato sul palco i leader Novax del nord-est e di mezza Italia, con discorsi che hanno tirato in ballo anche l'anticapitalismo, di sapore no global e di critica al servizio sanitario. Reputi inutili i tamponi, li fai pagare, li reputi inutili, quando sono eventualmente l'unico strumento per certificare la negatività e lascia andare in giro libere allo stato brado persone vaccinate con un farmaco non immunizzante, quindi contagiose e contagiabili, va da sé che la tua preoccupazione non è tanto la salute del cittadino quanto il fatto che il cittadino abbia il Green Pass, perché il Green Pass poi è uno step intermedio per arrivare magari a un'identificazione digitale e a un qualcosa d'altro. Si è intanto attivato il merchandising con lo slogan ispirato purtroppo a Mussolini, mentre per non farsi mancare nulla il movimento ha annunciato un capodanno No Green Pass per il 31 dicembre a Lignano Sabbiadoro.